Siamo sempre a Faedis, nel vigneto storico messo a dimora a fine 800, quindi un vigneto che ha circa 120-130 anni, ed è uno spaccato della viticoltura friulana di fine 800. È un vigneto che casualmente è arrivato fino a noi nelle stesse situazioni degli anni 30 e degli anni 40. Questo merito dell'attuale titolare, il signor Zani, che lo ha rispettato nelle sue essenze, nelle sue peculiarità. E questo vigneto, se voi osservate, la forma delle viti è molto particolare, è tutta contorta, è tutto, soprattutto il fusto. Perché questo? Perché nel passato si rispettava la vite, per cui non quando si seguiva la vite nel suo crescere, per cui piuttosto che tagliarla veniva piegata, veniva contorta, veniva riportata a terra, in modo tale di non offenderla con tagli importanti, quindi una potatura molto rispettosa della pianta stessa. È un vitigno molto interessante per la sua genetica. Ci sono circa 24 vitigni europei coltivati qui. Perché? Perché nel passato i vini erano Nostran Blanc e Nostran Neri, per cui quando si vendemmiavano queste uve qua, si raccoglieva da una parte l'uva bianca e dall'altra parte l'uva nera, erano i due classici vini friulani storici. È un vigneto importante per capire come lavorava il vecchio viticoltore, come si lavorava a mano, si faceva tutte le attività manuali, per capire anche la cultura, la storia, l'energia che richiedeva la nostra viticoltura del passato, ed è molto importante anche perché è un vigneto con un ricco bacino genetico dove si può lavorare proprio perché ci sono questi vitigni antichi. Sono stati rintracciati qui ad esempio la Gadena, il Piccolo di Neri, Spaccabotti, la Ribolla Gialla, quindi tutti i vitigni che da altre parti sono scomparsi ma qui sono rimasti ed è possibile vederli, osservarli, quindi è una ricchezza unica sul territorio regionale come vigneto storico, sia come età, ma sia nella sua composizione genetica e sia nella sua forma e nella sua gestione, ed è qualcosa di unico, è qualcosa che merita visto, merita capito e soprattutto guardato per capire quello che si faceva un tempo con grossi sacrifici da parte dell'agricoltore per rispettare la pianta e per rispettare il territorio.